No, non eravamo in diretta. Ho scritto adesso la... Ho scritto la Leonardo. Porca troia. Ma non eravamo in diretta. Ma scusa. No, dai! Mi dà 23 minuti di trasmissione. Basta guardare. Allora speriamo che adesso ci potete sentire, se no ci siamo persi un quarto a chiacchierare solo per noi, con Federico. Non è un problema, tanto siamo qua apposta per goderci la partita. Troppa tensione questo derby, sì, anche... Sì. Intanto... Ci siamo persi il primo quarto, un piccolo problema tecnico, noi eravamo qua che chiacchieravamo, la partita non si vedeva. Mi scuso con Federico soprattutto, che è venuto apposta a fare la diretta e gli ho bruciato un quarto. Così abbiamo imparato tutti i nomi e allora non cambia la situazione con Trento che riparte subito veloce. Rotaliana è costretta ad inseguire con il punteggio di 23-13. Facendo un piccolo recap, Rotaliana deve partire dalla difesa. Trento corre, Trento è più solida, Rotaliana permette troppi 1 contro 1, tutto troppo facile per i ragazzi di Chen. Bella arresto il tiro di Sartori che non va, rimbalzo di Cela che apre per Nuresi, la palla ancora Cela, si vuole andare sotto da Carli, palla a Nuresi che vuole dare schiacciato per Torrisi, bel movimento del mancino e adesso è Topalli a buttare via un pallone, ma tutto questo è frutto della pressione difensiva, quindi non sarebbe male un piccolo parziale inizio quarto per aggiustare un po' il punteggio e incanalare la gara su altri canali. Peccato per Cela, si lamenta di un tocco. Intanto Ferrari è molto alto, Austin, perché la palla mi sembrava altissima, ma gli è arrivata comoda nelle mani. Da torre a torre, da Ferrari a Austin. Questo è sicuramente stato un bel passaggio del numero 7, ma intanto gliel'attacca subito Cela che subisce fallo. Doppio cambio per Coach Chen, entrano sul parquet Diop e Murtas, escono, vediamo, probabilmente uscirà Ferrari e Topalli. Ah no, scusa, Sartori. Di fatto gioca sempre con le due torri Coach Chen, se ce li hai, perché non usarli? Sicuramente non è una brutta tattica, visto che l'altezza media di Rotaliana è un po' più bassa, quindi sicuramente... Attacca intanto Carli, Austin recupera il rimbalzo, gli deve mettere pressione Carli e questo è un bel passaggio di Austin, palla che arriva Topalli che vuole iniziare ad attaccare e qua è Cela a commettere fallo. Si è un po' inciampato Topalli, non so se si è inciampato nei piedi di Cela. La chiave è un po' che Topalli non è che la molla proprio facilmente la palla, quindi se si riesce un po' a raddoppiare non è che è proprio propenso a passarla, quindi... Infatti quasi palla persa di Trento, allora è chiaro che siamo a livello giovanile, quindi si predilige l'1 contro 1, la difesa 1 contro 1, però ti ripeto, puoi fare due scelte: o prende la palla e decidi di sfidarlo al tiro, perché 1 contro 1 lui è molto bravo e l'unica volta che la passa la perde, e questa è la situazione con Diop che commette fallo. Oppure l'altra scelta è quella di dire non fargliela prendere, cioè vuol dire che io prendo un giocatore e gli dico Topalli non deve prendere la palla e giochi come se fosse una difesa zona, no? ma quasi, cioè difesa zona su Topalli, nel senso io sto con lui, io lui non gliela faccio prendere. È chiaro che sacrifichi un giocatore, ma tanto dall'altra parte comunque è Torrisi che ha subito fallo, sbaglia il primo giro in lunetta. Questo è successo nel primo quarto con Trento che è andato almeno 6 volte in lunetta, questo è il primo giro in lunetta invece per i ragazzi di coach Magno Cavallo, secondo che non va,
Un 0 su 3 per Rotaliana dalla lunetta, non in queste partite i Tutto liberi, conta. lasciarli sul ferro non è cosa buona. E intanto è Nuregi proprio che per dare un segnale sporca anche la rimessa, ma è questo che deve fare Rotaliana. Cela un brutto, sicuramente ha un duro compito, esce intanto dal Monego e entra sul parquet con Graziola. Adesso Cela, vediamo se riesce a non fargliela prendere a Topalli. Blocco intanto, cambi accettati, deve stare più vicino sicuramente. Buona difesa in mezzo, Austin sbaglia il secondo da sotto, subisce probabilmente un colpo non travisato dall'arbitro. E ho visto mani ovunque, ma d'altronde è così che bisogna difendere, poi se fischia e altrimenti Gli arbitri come si porta a casa. si tralasciano, poco importano. E qua è Diop, viene fischiato un fallo a Diop su Carli. A palla lontana. Rimessa. Avevo sperato i 3 liberi per un attimo. Escono Diop e Boccavero, tornano sul parquet per Bellini, che bene ha fatto con 5 punti nel primo quarto, e Vecchini, scusatemi. Rimessa Rotaliana, io voglio i 2 punti, vediamo Carli, aspetta l'arrivo, arriva l'arrivo Cela, attacco con spazi molto larghi, Cela può attaccare Topalli, tripla che non scheglia che il ferro, Cela prende in consegna Austin, buona difesa di Cela, questo deve fare Rotaliana, bisogna buttarsi sui palloni, sbucciarsi le ginocchia. Palla arriva a Topalli, adesso è Carli che li fa perdere la maniglia, questa è la difesa, può ancora lui, e questo è quasi antisportivo. direi sì. Perché l'ha quasi tenuto per la maglietta, forse po', volontariamente. Un po' sporcata dai l'azione. La Perbellini corre, palla arriva nelle mani di Murtas, tripla che non va, doppio rimbalzo, Topalli recupera. Troppa fisicità dei ragazzi di Coach Chen, scusatemi, per i ragazzi di Rotaliana, ma devono difendere ancora Carli su Austin. E questa volta un'ottima difesa questa volta. palla avanti per Carli che decide di aspettare il compagno. Bel palleggio, resto e tiro. Bella, bella. Si infiamma il pubblico intanto. Adesso ci vuole un po' di continuità in difesa e mettere qualche canestro per rosicchiare quello svantaggio che si è accumulato nel primo quarto. Sì, sicuramente tutto è nato dalla pressione difensiva. Poi vorrei sottolineare una cosa che a me piace anche a livello senior. Torrisi, finta, palleggio, arresto e tiro. Ragazzi, è un movimento che ormai nel basket attuale non si vede. No, non tirano più da quella posizione. Perché ormai tutti fisici, grandi fisicità, tutte triple, tutti i tiri dalla gialla, tutti i tiri dalla blu, tutti i tiri a 3 punti, palleggio resti tiro ben eseguito, e si esegue un bel movimento, infatti porti a casa 2 punti, insomma, quindi bel movimento di Torrisi. Intanto 7 minuti sul cronometro, 25-17, si inizia a giocare. Allora diciamo non c'è un protagonista assoluto finora nelle due squadre. Forse quello che ha fatto meglio per Trento è proprio Diego, che mi è piaciuto il suo impatto sulla partita. Per Rotaliana non c'è nessuno che ha preso la scena in maniera importante a livello di punteggio, parlo. Allora, diciamo che Trento, essendo una squadra con i migliori, diciamo, giocatori del Trentino Alto Adige, probabilmente fa della individualità la sua marchia di fabbrica. Topalli all'inizio è stato lui, per Bellini è stato lui, Austin ci ha provato da sotto. Rotaliana invece, che non ha quell'individualità così forte ma ha più un gioco di squadra, forse ti dirò, sto parlando quasi più difficoltà, no? Sì. Ma la partita è lunga, Rotaliana sta iniziando a capire come deve difendere, e quindi adesso
insomma meno 8, ma Secondo me le gambe di legno del primo quarto si stanno un po' sciogliendo e si riesce a giocare un po' meglio. bello! Bellissimo! Ancora Torrisi, che è arriva dal palleggio resta e tiro. Esatto. Bello numero di Topaglia, l'infrazione dei passi al limite, palla per Bellini che scarica fuori per Murtas, perché fino in fondo Murtas, bel movimento eseguito con protezione del ferro. Mi sembra che non è facilissimo fare canestro in questa partita. Le difese stanno iniziando Ad aumentare i giri, ma adesso è lui che è in pompetta. Torrisi, peccato, bel movimento. Al limite dei passi per Bellini. E fischiato fallo, credo proprio a Ziller. Credo a Ziller. cambio coach Chen. Intanto è il terzo di Ziller. Esce Vecchini, torna sul parquet Sartori. Esce Nuresi ed entra sul parquet Frenetz. Intanto mette un piede sulla linea. Persa per Trento. Si riparte dal fondo per Rotaliana. Sartori pesta la riga, quindi è Rotaliana che può impostare l'attacco con Topalli, che ha preso in consegna proprio Frenetz. Vuole andare fino in fondo ed è sinceramente qua fallo, forse no, ma L'hanno un po' stretto in due. Gli hanno chiuso un po' la strada. cambio Coachen, pronto Austin, esce Topalli, esce No. Esce Murtas. esce Murtas, avevo visto Topalli avvicinarsi, forse Reo Pensava. forse cosa ho fatto di male, e invece no, Topalli in campo, rientra Austin, quindi adesso E per Rotaliana fuori Carli dentro dal Monego. Carli, che credo sia mai uscito in questi primi 15 minuti. Brutta persa. Brutta persa, 5 secondi Rotaliana, riparte Trento. Dal Monego conosce benissimo per Bellini, bella palla, e questo è quello che non deve fare Rotaliana, troppo facile per Sartori andare fino su al ferro, canestro e fallo. Si sono fatti prendere in velocità. Sartori è riuscito a prendere anche il fallo, quindi potenziale gioco da 3 e si torna sul più 10, torna sul più 10 Aquila Basket, con la possibilità di andare anche oltre. Non conclude l'Anduan, rimbalzo di Austin, bella palla per Bellini che non realizza. Incredibile, 2 torri, però Ziller gliela regala. Fuori la palla, arriva nelle mani di Scrizzi fino in fondo ed è probabilmente Torrisi a bloccare tutto. Aveva visto lì la palla, ci ha provato a mettersi una manona, gli hanno fischiato fallo. 2 per Altro viaggio lunetto per Scrizzi. Trento. Allora adesso andiamo a vedere quanti liberi ha tirato Trento, quanti Rotaliana. Sarà l'8° giro in lunetta per Trento sicuramente. Primo che non va per Scrizzi, prodotto Rovereto Basket, Junior Basket Rovereto, perdonatemi. Segno il secondo, bravo il numero 6 di Aquila, può ripartire Rotaliana con Frenetz, palla Allora, Torrisi. qua mi segna un 2 su 7 per l'Aquila ai liberi e 0 su 3 di Rotaliana. Allora tripla che non va, sfortunato Frenetz, ma può correre Trento con Topalli che è servito da Austin. Vuole bloccare tutto il coach Magno Cavallo. Aquila adesso sta scappando, prevedo una zona. Conosciamo il coach Magno Cavallo, È prevedo che se giochi contro Torri la zona fai un po' fatica, cerchi L'ha provata ma- pochissimo in questo campionato, pochissimo, quasi mai giocato a zona. Chissà.
Vedremo chi ha ragione. Vedremo, no, perché sai quando gli allenatori tirano fuori le lavagnette, cosa stanno pensando? Allora dici cosa faccio? A uomo subisco, perché comunque Rotaliana sta un po' subendo l'aspetto fisico. Forse se copro un po' il canestro, magari prendo la zona, prendo il balzo, provo a correre. E succede qualcosa di meglio. E tante volte gli allenatori cambiano quintetti, cambiano sistema, magari difendono la zona. Poi i giocatori vanno in campo, non è che l'allenatore... Sì, cercano di trovare l'assetto che più può rendere in quel momento con quei ragazzi in campo. Poi se si trova la chimica del quintetto, sì, diciamo funziona, se no si cambia. La fortuna di Chen è che Diop, Osti, lo stesso Toppalli, Scrinzi, Ferrari. mitico Ferrari, cioè ne hai 5 che di altezza ne hanno. Ah, se si mettono in campo e la passano alta, di altezza ne hanno, no? Quindi e Chen li sta facendo ruotare infatti sempre più o meno in coppia. Sì. No? E dall'altra parte Rotaliana sta provando a correre, ma Trento entra il problema è che riesce anche a correre Trento. Sì. Tanto c'è Davoglio che dà qualche suggerimento a Carli. 19:32, 4:40 sul cronometro del secondo quarto. Si riparte dal fondo dopo... Cos'è successo? Sul libero? Sì, libero di Scrinzi. Ora c'è marcato da Perbellini, bello, qua ci vogliono delle foto. Due ragazzi si conoscono, ma Cela riesce, qua Cela deve andare fino in fondo, non titubare. E questo è Cela che conosciamo, dritto per dritto, anche lui fisico al limite di frazione di passi, bene. Ravvisata in questo caso. Sì, questi c'erano. Ha un po' una partenza così Austin, sempre, rischia sempre un po' l'infrazione, ogni tanto gli sfugge un passettino di più e Diciamo gliela che in questo fiscano. caso l'altezza giovanile non aiuta. No, perché deve ancora mappare tutto il corpo. Esatto. Quando avrà mappato tutto sicuramente sarà una bella partenza, ma intanto questa è la scossa con Nuregi che segna la tripla. Perbellini intanto fa correre Scrinzi che fa arrivare la palla a Sartori, deve stringere le maglie però Rotaliana, Osti in tripla che non va, ancora Scrinzi che dà fisico ai centimetri a Carli, al limite dei passi anche questo, però buona partenza di Magno. Nuresi troppo facile, si fa spostare, qua Nuresi deve tenere, non dico di non fargli far canestro, ma anche ogni tanto un buon fallo per dire oh va che ci siamo, Sì, tirargli giù una siamo mannagliata. Ci siamo anche noi. Vuole rispondere Nuresi ma non va, il balzo di Austin che vuole far correre Sartori, Scrinzi si fa vedere spalle canestro ma Sartori preferisce pensare al limite, passi anche questi. Intanto tornando al discorso di Austin, ricordiamo che è l'unico ragazzo 2012 a scendere in campo. È per quello che infatti altezza hanno, fai 3 volte passi non è un problema. Ma ci mancherebbe. Ci mancherebbe, è tutto da imparare, poi quando sarai veramente, come ho detto prima, mappato, Esatto. vedrai che sarai un treno. E allora intanto si parte ancora con Rotaliana, palla che arriva a Cela non si sente sicuro, attacca per Bellini, quasi al limite del fallo, Cela! È lui con gli ultimi 4 punti per Rotaliana che si fa sotto, torna a -8, Rotaliana deve difendere, palla ancora Austin, decide di dare il tiro, buona tripla! Qua però Torrisi deve uscire forte. È un'uscita un po' scolastica, definiamola. Guarda, ti dirò, abbiamo detto di rimappare Austin, ha fatto passi, ha detto aspetta che provo col tiro da 3 punti, perché questo sta nell'intelligenza del giocatore, ho fatto passi e tiro da 3. Anche perché è un bel tiro, obiettivamente parlando. Intanto dall'altra parte è Carli che subisce fallo e avrà viaggio e lunetta. 26-37, non ci voleva la tripla. Ma secondo la partita è sempre lì, -8, -10, poco cambia. Io penso che l'obiettivo di Rotaliana, oppure quello che potrebbe fare, è cercare di arrivare sotto i 10 punti intanto all'intervallo. Cercare di arrivare anche a fine partita, che poi gli episodi, no? Mi entra una bomba, non entra una bomba, difendo forte, gli altri si agiano. Perché Trento la vedo più tranquilla, Trento sta sì, però è un attimo, no? Mettere un po' di pressione, poi
può succedere di tutto. Il Trento è troppo tranquillo, forse per colpa di Rotaliana. Esatto, perché non sta facendo tutto quello che deve fare. Intanto però, rispetto al primo quarto, Federico, ti faccio notare tutte e due le squadre in bonus. Un qualcosa è successo, Rotaliana ha attaccato un po' più forte e ha costretto al fallo Trento, che nel primo quarto era successo pochino, diciamo, avevano fatto un fallo i ragazzi di Trento. Sì, il primo quarto Quindi, a 2-11 era Rotaliana che era in bonus e esatto. No, adesso vuol dire che l'intensità difensiva. E adesso entrambi in bonus vuol dire che un po' di mani addosso hanno dovuto iniziare a metterle anche i ragazzi di Trento. Guarda, io sono anche per dire per non concedere una penetrazione facile, no? Quindi uno entra e prova a cavarti la palla, se poi ti prende il braccio, però è un sintomo di far capire che comunque la difesa c'è, no? Potevo chiedere, il presidente faccio una battuta, non so se magari è qua sotto, ma il papà di Ferrari era così, digli dentro, io ci sono, in qualche modo ti fermo, poi vedrai chi ci ripensa entrare. Sì, il papà di Ferrari l'ho visto qua in tribuna. Allora dopo andiamo a dirglielo. Alla fine del secondo quarto andiamo a chiederglielo. Intanto ti davo i parziali dei quarti, Federico, per farci leggere un po' la partita. Il primo quarto è andato via 13-23 per Trento e adesso siamo 13-14. Quindi il primo parziale che sta tenendo davanti i ragazzi di coach Chen, e allora Rotaliana adesso deve aumentare per Bellini. Oh, brutto passaggio intercettato da Cela che invece sembra essersi scaldato. Qua Chen chiama una difesa forte su Carli ed è fallo di Perbellini. L'arbitro ha visto la maglietta involontaria allungarsi, ma Al secondo fallo Chen teme il post basso di Carli probabilmente perché è la seconda volta che gli fanno fallo a palla lontana e lo fanno proprio davanti all'arbitro, quindi facile il lavoro. Doppio cambio per coach Chen, chiamato Ferrari e Topalli. Perbellini sa già il suo destino. Perbellini e Sartori entrano Topalli e Ferrari, quindi in unità Carli. E oggi non so cosa abbia quel canestro ricoperto di celofan probabilmente, perché non ho mai visto dare così tanti tiri liberi ai ragazzi di Rotaliana. Fuori anche il secondo, ma c'è un fallo probabilmente fischiato ad Aglio su Torrisi che avrà... Allora ci possiamo riprovare, Federico, vediamo se col mancino entrano. Primo segno di Torrisi. 1 su 6 se non ho contato male. Ma dopo andremo a vedere un po' le dopo statistiche. Ci spulciamo. Tutto. Secondo segno, 2 su 2. Cambio. Esce dal Monego e torna sul parquet Graziola. Dal Monaco non sta trovando il suo ritmo canestro, di solito riesce ad essere un po' più incisivo. Il bomber di Rotaliana, spinta di Graziola intanto. Sì, qua commette fallo il numero 36. Sì, forse c'era anche prima. Sì, sulla penetrazione mani ha lasciato avanti. Giocare. Sì, a livello giovanile mi sembra di vedere che spesso su una penetrazione di 1 contro 1 i ragazzi non aprano le braccia, ma le chiudono. E l'arbitro tendenzialmente lì tende a fischiare fallo, giustamente. Ma intanto Murtas che segna il primo tiro libero, chiamato taglia fuori da parte di coach Magno Cavallo. Secondo che non va, rimbalza allora di Torrisi che apre per Cela dovrebbe provare ad attaccare adesso Daglio, può attaccarlo, deve andare 1 contro 1 Cela. Ed è questo, la difesa si chiude, para nell'angolo, tripla segno, peccato, ma questo è quello. Ferrari quasi perde palla sulla riga, rimessa Rotaliana. Buono. Potrebbe essere una situazione da esplorare per coach Magno Cavallo, con Cela da attaccare, scarico fuori, bomba. Sfortunata Rotaliana, adesso
che era quasi dentro la tripla del numero 36. Ha fatto un dentro fuori sul ferro e poi ha deciso fuori. L'idea del basket ha detto no questa. Palla allora che arriva nelle mani di Torrisi, 1 contro 1, il mancino non va, rimbalzo di Topalli che Bisogna mettergli pressione subito a Topalli anche in quella zona del campo, perché altrimenti... non fargliela prendere Torrisi, invece gliela fa prendere. Adesso qua se gliela fa prendere devi difendere e star fermo. Al limite del fallo, anche questa, non fischiata. Gli dà giù una manata, gli toglie la palla. Poi anche qua forse sarà... È Graziola che può correre per Trento. Rischia un po' perché tira la può attaccare 1 contro 1 e subisce fallo, subito se ne accusa sportivamente Eric Murtas. Ma sai, abbiamo detto sta diventando una partita un po' sporca. Sì, Federico. Abbiamo detto ci iniziano Topalli è penetrato, Torrisi in qualche modo manata sulla palla, braccio, fallo, mani. probabilmente c'era fallo indiscutibile, forse dopo vedrai che Topalli non entra più così sicuro. Cioè, psicologica, infatti Topalli viene cambiato, entra Austin, perché poi un po' di nervosismo, anche se sono giovani i ragazzi, dai, sono under 15. Poi se non riescono le cose, poi una manata, un fallo che pensavi che avrebbero dovuto fischiarti e non te lo fischiano, il sangue inizia a scaldarsi. Esatto, intanto prosegue la brutta percentuale dei ragazzi di coach Magnocavallo, con Cela che sbaglia il primo, realizza il secondo. Punteggio di 38-29 ed è ancora Ferrari a commettere un'ingenuità. Sconsolato Zen si gira dall'altra e beve. Acqua. Dopo sì, acqua, ma ci mancherebbe. Vero, perché se beve qualcos'altro entra in campo. Dopo un errore così banale dei suoi ragazzi, allora è Graziola impostare fuori per Cela. Cela deve attaccare sempre, l'abbiamo detto. Eccolo qua! Bravo Cela! Deve sempre attaccare Sartori, Daglio, scusate. Buona palla recuperata con quasi fallo, Bruno Nuresi. Belle le ultime 2 azioni. Dall'altra parte tripla senza senso, fuori ritmo, ma Murtas non può prendere rimbalzo, però qua Torrisi colpevole, fuori. Tante cose in pochi secondi. È quello che ci serve, tutti piccoli episodi favorevoli, possiamo andare quasi fino in fondo, ci servirebbe un canestrino. Può toccare, io darei ancora la palla a Cela, infatti cambiate la marcatura ed ecco con fallo! È quello che ci voleva. Fallo di Murtas che chiede spiegazione all'arbitro. 4 situazioni, tutte innescate da Cela. Magnocavallo cerca di calmare il pubblico per far sentire quello che sta succedendo. Intanto si scalda. Conclude Juan Cela, cambio per lui. No, cambio Nuresi, scusatemi, torna dal Monego. Deve difendere forte senza commettere fallo adesso, sarebbe un'ingenuità commettere fallo. Siamo arrivati a -2, così è la difesa, ancora Magnocavallo, entra in campo anche lui. Se potesse penso che andrebbe a difendere. Intanto sarà ancora rimessa per Trento. 14-9 sul cronometro, 36-38, grande parziale in questa finale di quarto. Mancano 7 secondi per superare la metà campo, chiamata dell'arbitro. Palla Austin. Ben difeso da Carli, dai, forza Filippo che è qua, non lui, ma devi difendere, troppo facile, al limite del fallo, e questo è un peccato. Beh, deve conquistarsi le lunette, 2 punti. Finale thrilling, già alla fine del secondo quarto, Cambio, esce Carli e torna Nuresi. Magnocavallo ci crede in un rimbalzo e una ripartenza veloce. Beh, a questo punto avete fatto già qualche cosa di simile, mi sembra, recentemente, quindi tutto is possible. Allora saranno 2 tiri per il miglior tiratore da 3 punti per Trento, realizza il primo Daglio. Attenti ragazzi. Beh dai,
anche fa anche il secondo. Tutto sommato non... Palla che arriva dal Monico, intercettata da Perbellini. Sai che forse non era fuori? Secondo me Sinceramente non ho visto. l'ha presa volando Diego, però non so dove ha battuto effettivamente. 2-1 dalla lunga, quasi Nursi la mette, ma che rischio. E allora, come abbiamo auspicato, siamo a -4, punteggio di 40-36 per Trento, ma Rotaliana che ha dato delle vampate. E Filippo, Vampate importanti in finale di quarto, eh. adesso andiamo a berci una birretta o qualcosa, però Sì, ci dobbiamo- aspettano un terzo e un quarto. Già il finale del secondo Basta e ha avanza. riscaldato. E allora un tè caldo e a più tardi da casa Rotaliana.
Trento o Trentino Alto Adige come formazioni, quintetti base schierati, coach Manuel Cavallo con Nalbonego, Cela, Carli, Ziller e Graziola. Per Trento Topalli, Sartori, Diop, Austin, e a chiudere il quintetto è Magno. Trento parte subito con 2 punti. Palla Rotaliana, Cela deve attaccare Topalli, può attaccarlo, decide invece di passare la palla fuori per Graziola, che maglietta che si allunga al limite dell'infrazione di passi, palla che arriva a Carli che va fino in fondo, questa volta non va, rimbalzo di Austin al limite del fallo, il contatto, ma decide di partire in contropiede. Buona difesa di Carli che mette la giusta pressione e poi commette fallo. Ma questo abbiamo detto che è un fallo che ci piace, perché comunque ci metti un po' di... no? Facciamoli stancare. Devi mettergli pepe e poi fischiano fallo, vabbè. Secondo dovrebbe essere fallo, quindi nessun tipo di campanellini d'allarme per coach Magno Cavallo. Quasi palla recuperata, ma è Sartori che attacca 1 contro 1, bella palla per Austin. E qua difesa troppo permissiva da parte di Ziller. Adesso bisogna stringere i denti, perché i terzi quarti sono quelli, gli inizi del post pausa sono quelli più difficili, impegnativi. Brutta scelta adesso di Dalmonego, che non riesce a trovare continuità in questa partita. Bella palla fuori per Austin, tripla che non va, rimbalzo quasi di Diop, ma Cela riesce con un bel tagliafuori a impossessarsene. Cela deve attaccare. Oh, vai dentro fino in fondo, bella palla. Floterino di Dalmonego, ben eseguito. Sartori 1 contro 1, buon raddoppio di Ziller, palla a Diop che sbaglia il tiro. Sì, non credo sia il suo lavoro il tiro da 3 di Diop. Il centrone non ha... Vabbè che quelli moderni hanno anche il tiro da 3, però... Quelli moderni senior hanno anche quello da 3 esatto. punti. Però è giusto che anche lui ci provi, intanto fallo. Beh, sicuramente non poteva esimersi dal prenderlo. Provarci, esattamente, fallo intanto di Magno. Palla Cela, bravo, attacca fino in fondo con fallo. Si è sentita la manata. Sì, ma questo è quello che deve fare, perché Andrea ce l'ha l'1 contro 1. Diciamo che Andrea non ha l'altezza, ma ha il fisico e esatto. la tecnica per poter andare sempre 1 contro 1 e crearsi un vantaggio o per sé, e infatti sono tiri liberi, o per scaricare il compagno. Perché ricordiamolo che il campionato 15, comunque Eccellenza, è un campionato di anche molto molto fisico. Assolutamente, io ho visto squadre veramente ben attrezzate dal punto di vista fisico, magari ancora leggermente acerbi dal punto di vista tecnico, però fisici importanti da 14-15 anni. E dopo il 2-2 di Cela, palla Austin, unico 2012 in campo, bella, anche lui palleggia resto e tiro, questo sconosciuto ma ben eseguito, per sfortunato il ragazzo di Trento. Allora palla ancora Cela, fuori per Carli, Cela deve attaccare e attacca ancora giustamente, e questo sarebbe allora, se non fallo, sarebbe rimessa per Trento, perché la palla è rimbalzata. Anche secondo me. Ma sì, tutta la vita. Però va bene così. Ha fatto la via di mezzo. La via di mezzo, palla Rotaliana, va bene. Ha fatto un errore per aggiustarne un altro. Palla che arriva a Carli, che può adesso... Prova a cercare un po' il fallo, Carli. Gliela rapina. La palla, Carli. E questa è una palla rubata e rimane la palla Rotaliana. 19 sul cronometro, c'è anche tempo per fare un bel attacco. Palla, Cela vuole la palla, deve attaccare Topali, può attaccare. E questo è Cela, peccato. Forse è poco convinto o si va in cerca troppo del fischio arbitrale, quindi dovrebbe cercare di attaccare. Bella palla recuperata adesso di Rotaliana. Dalmonego ce l'aveva quasi fatta, poi l'ha arpionata anche Sartori da terra. Nasce una contesa, si riparte per la freccia premia Rotaliana.
Sai, se ti sbucci le ginocchia e guardi la freccia e ti premi, sei contento. Sì, esatto. Se no lo sarà il Se no, giro dopo. Esatto, sarà il giro dopo, ma freccia, preme Rotaliana con Carli che vuole ancora attaccare. Perde la maniglia, scarica su Graziola, Cela può Cela. attaccare, deve attaccare e creare il vantaggio per il compagno. Questa è una tripla ben tirata. Indecisione fra Topalli e Diop. Topalli prova a mettere fuori, pesta la riga, però Osti. Direi, a parte un po' lo sbandamento iniziale, Federico, si sono rimessi un attimo in carreggiata i ragazzi di Rotaliana, riescono a difendere con un po' di più di continuità, costringono un po' qualche errore che nel primo quarto non facevano, qualche linea pestata, qualche passaggio avventato. Intanto doppio cambio per Trento, esce Diop e Brutto passaggio questo di recuperata Nuresi. intanto da Trento con Topalli che va a segnare. Non bisogna regalare questi punti. È uscito anche Magno per Trento, cambio anche in casa Rotaliana che vuole mantenere alta l'intensità, palla dal Monego, penetro scarico, tripla forse non presa bene da parte di Nuresi, fuori ritmo. Buona difesa, Austin vuole attaccare fino in fondo, fallo fischiato questa volta a Torrisi prima del terzo tempo. Forse il Sì, secondo, sul palleggio. Sì, sul palleggio, forse il secondo, terzo fallo per Torrisi, ecco primo campanellino d'allarme. Si scalda De Pretto. Sicuramente potrà dare qualche centimetro e una presenza importante a rimbalzo De Pretto. Prende subito in consegna Austin, riceve anche subito un blocco, cambi accettati, cambio su tutto, esce fuori proprio De Pretto, Topaldi lo attacca. Era piazzato Ziller. Sì, qui ne parlavamo prima con coach Massai, mettersi in mezzo, ti sposti provare a prendere uno sfondamento, se Ziller cadeva ti dico che forse Glielo dava. sì. Secondo me aveva i piedi, ha voluto dargli la legnata con la Sì, spalla. spalletta, no? A parte che prendere sfondamento pochi Sì. ragazzi ancora riescono, no? Però forse Sì, bisogna essere un attimo. operativi e intanto Topalli segna il primo tiro libero. Io so di una pratica di Cocianfora qua da noi che se il ragazzo prende sfondamento gli offre la pizza. Queste sono le belle cose, si fa di tutto pur di insegnare qualcosa ai ragazzi, anche le pizze, ma intanto dall'altra Fortunato qua. Murtas che sbaglia la tripla per fortuna, va la Topalli, attacca Uccellenza 1 contro 1, Ziller ancora lì davanti, qui vedi qua poteva provarci, sei fuori dallo smile, però è una cosa che o te la senti o non te la senti. Pronti i due cambi intanto per Chen, per Bellini e Daglio sul cubo dei cambi. Attacco Rotaliana un po' troppo fermo. Cela deve attaccare, deve andare dentro fino in fondo. Stoppato però Cela. Si lamenta Cela, deve giocare, non può pensare ai falli che non sono stati. Un po' fortunato qua anche, oltre che bravo. Trento che prova a scappare, ma Rotaliana. Bisogna attaccare con un po' di tranquillità, di costanza, non farsi prendere da intanto stoppatona di Austin. Stoppatona di Austin, sembrava una veloce dell'Elite a spallavolo, ma palla che rimane Rotaliana. I 24, 3-2, devono tirare perché la palla non ha toccato il ferro. Può correre Austin, che corre benissimo con la palla a mano. Palla a Sartori che sbaglia, rimbalzo di Scrinzi che passa a Sartori, time out coach Magno Cavallo, tutto da rifare per Rotaliana. Sì, è un momento di sbandamento. Sì, forse pensavano di aver aggiustato la partita, ma Trento è entrata forse più decisa e sicuramente Trento. Diciamo che è successo il contrario di quello che si pensava, cioè l'entusiasmo della fine del secondo quarto È passato a Trento. gliel'hanno passato negli spogliatoi a Trento e
E sono entrati Trento- sicuramente più decisi. Trento entra più decisa, ma più che altro Trento difende molto più forte. Spesso vediamo i ragazzi di Rotaliana trovarsi con 1 contro 1 e poche situazioni su cui andare. Quindi merito di Trento. Adesso qua c'è ogni cavallo chiama minuto perché il punteggio dice 53-40 per... Il parziale del quarto dice 13-4. E quindi qui qualcosa non ha funzionato. Rotaliana deve aumentare i giri se vuole star dietro a Trento, Anche perché ha qua- più energia Trento, Trento sembra che abbia proprio più energia. Anche perché qua i minuti iniziano a passare, Il tempo passa, però ti ripeto, partita giovanile 13 punti, siamo già andati, Rotaliana è già andata sotto prima di 13, è entrata a -4. È chiaro che questi strappi ricucirli fa sempre fatica, no? Ricucire lo strappo. Sì, bisogna indirizzarla già da adesso in un Sì, cercare continuo lavoro di... cercare di mangiare punto su punto. Una cosa che però fa molto bene qua Chen, giochi 2 minuti ti cambia, 2 minuti cioè ha molte più rotazioni. Sicuramente sono tutte rotazioni valide quelle che ha. Tutte rotazioni più che valide di energia, no? Quindi intanto adesso infatti è entrato Perbellini. Poi magari, come si diceva, qualche ragazzo fa un po' fatica a giocare 2 minuti, 3 minuti, a prendere il ritmo partita, a trovare il giusto ritmo. Però questo ti permette di correre tanto di più. Questo ti permette di correre tanto di più e allora sarà intanto Rotaliana che deve correre dietro a Magno, perché bella palla intanto, ma ce la capisce tutto, ma Magno se la riprende. Un po' di confusione adesso, può correre Rotaliana, devi andare fino in fondo, decide di aspettare i compagni, a palla cela. E qua Brutta idea. sì, Cambiare idea in corsa non è mai... guarda, Graziola poteva andare su in terzo tempo invece di aspettare i compagni, ma vabbè, aspetti, mi può andare bene. Ce l'ha attaccato 1 contro 1. Torniamo prima, palleggio resta e tiro perché avevo lo spazio. Sì, Ha passato la palla a Torrisi e dai, Torrisi passo che ripasso. Buona difesa di Cela su Perbellini intanto. E qui è fallo. ha rischiato 2 volte il fallo, Diego, alla seconda gliel'hanno fischiata. Si è un po' innervosito forse. Sì, si è innervosito per la palla rubata da parte di Cela che come un falco è riuscita a toccargliela. Vedete Trento come difende forte comunque, perché Murta non fa respirare Nuresi. Bella palla per Cela dentro, fuori, questo è un buon tiro costruito, fallo subito e commesso da Magno, ma la palla deve girare più velocemente per Rotaliana. Canestro non valido. Anche qui ha giudicato sul palleggio l'intervento falloso da parte di Magno. Intanto falli 4-3 per gli ospiti. Doppio blocco per l'uscita di Nuresi, tripla bella, bello schema e bella azione costruita da parte dei ragazzi di coach Magno Cavallo. Sfortunato anche Nuresi che di fatto lascia una palla a Murtas che da sotto con una mezza acrobazia segna 2 punti bellissimi. Può ripartire Rotaliana, troppi palleggi, la palla deve viaggiare in maniera più veloce. Perbellini commette fallo, questa volta mi sento di difendere il Perbe perché probabilmente ha fatto un'ottima difesa, fallo non c'era, è il terzo fallo per lui e saranno già 2 tiri liberi per... Sì, del resto è il secondo in un minuto per Diego. Deve rimanere concentrato, sbaglia il primo, intanto Cela. Abbiamo visto prima le percentuali, sono un po' un 4 su 10 o qualcosa del genere anche per Aquila, quindi... Sì, diciamo non grandi tiratori di liberi questa sera, però farebbero comodo sul tabellino. Farebbero comodo sicuramente, intanto parte Diego a bomba, palla in angolo, ribaltato per Scrinzi che attacca 1 contro 1, buona difesa di Ziller, buona difesa di Cela. Fortunato qua Daglio che se l'è trovata in mano. E la palla arriva nelle mani di Magno che prova la tripla, non va, Cela lotta come un leone,
e riesce a far sua la palla. Ora il Graziola che può andare, deve andare fino in fondo, questo con fallo, e i falli te li fischiano anche te, è andato dentro cattivo, il fallo lo fischiano anche te. Sì, buona azione di Graziola che ha visto il ferro e ha provato ad attaccarlo. E non è riuscito il gioco da 3, ma comunque farà un giro in lunetta, speriamo un po' più fortunato rispetto ai precedenti. Intanto è uscito Murtas, è entrato Vecchini, è uscito Ziller ed è entrato per Rotaliana Civettini, sì. Un altro ragazzo che è salito da Riva in questa stagione a completare il roster. Si continua a combattere, ma Cela prende il rimbalzo. Cela deve attaccare, buona palla fuori. La palla rimane un po' lì. Trento si butta sui palloni, la palla arriva a Nuresi, fuori per Torrisi. Dalla lunga Nuresi, tripla che non va. Trento difende molto bene, molto aggressiva sulla palla. Assolutamente. Brutta scelta però, può correre Cela. Vai, forza Graziola, vai fino in fondo. Per fortuna Cela, che ha fatto tutto il campo, corregge. Anche in questa occasione comunque che sembrava un canestro facile per... era Graziola? Sì, per Graziola, ma facile non è stato, dall'altra parte invece per Bellini. Anche perché hanno difeso veramente bene e infatti l'hanno indotto all'errore. Poi la corretta Cela e va bene così. Poi dall'altra invece è stato molto più semplice, mi sembra. Infatti questo può essere subito una situazione Scrinzi. Commesso un canestro buono e fallo per Vecchini. Sì, Rotaliana fa troppa fatica a far canestro, Trento fa un po' troppa fatica, un po' troppo poca fatica. Poca fatica. È un gioco di parole, ma di fatto è questo e Trento sì, difende forte. Forse in questa azione i ragazzi non dovevano corricchiare qua sulla tre quarti, dovevano sprintare e riposarsi nella loro area. Poi si mettono aspetti psicologici, insomma anche un po' di sconforto perché non riesci a fare quello che vorresti fare. Poi insomma Trento, ti ripeto, difende molto forte e qua adesso è Magno, adesso Trento sembra proprio sul più 19, sembra proprio essere scappato via. Sembra padrone della partita, però sì, ma ha aumentato, adesso è raddoppiato al limite della palla persa Rotaliana e recupera la palla proprio Magno che vuole correre, passa per Bellini, bella giro sotto, rovesciato e qua per Bellini fa 1000 numeri, bravo Dieghito che non molla mai. Rotaliana un po' in bambola e ci vuole una scossa. Cambia intanto Coach N, esce per Bellini, ottimo il suo apporto alla partita, entra Ferrari. Sì, non capisco tanto il cambio. Diego stava salendo di corpi. Sì, Diego stava salendo in cattedra, si sa che quando sale in cattedra poi nel bene e nel male qualcosa combina, forse 3 falli hanno voluto un po' preservarlo perché comunque la partita è lunga. Intanto Scrinzi al limite del passi, fuori la palla per Vecchini che sbaglia la tripla. Tira giù il rimbalzo Cela e riparte veloce. Non lo aiuta nessuno però. Qua palla troppo ferma, Cela deve far tutto da solo con fallo, ma Cela è troppo solo. Non c'era aiuto, si è messo in proprio, mi sa che può andare bene anche così stavolta. Sì, va bene anche questo, ma a lungo andare non paga. Ah, sicuramente. Noi siamo qua tranquilli con le mani incrociate. No? Poi, no, fare questo genere di azioni, cioè, invece che stancare loro sul tuo attacco, ti stanchi tu, e quindi ti stanchi in difesa e ti stanchi in attacco. Tanto doppio cambio con Cen, escono Scrinzi e Magno, entrano Austin e Topalli e saranno 2 tiri liberi per Cela. Sì, la palla di Rotaliana forse gira troppo lentamente, questo è un dato sicuramente di fatto. Ma sarà motivo di studio per coach Magno Cavallo. Intanto Cela realizza un tiro libero, buona difesa adesso di Cela e a Ferrari viene fischiato fallo, ma sembrava l'arbitro già con la mano alzata che
Sì, oddio, da qua Qua sembrava l'arbitro già che fosse potuto fischiargli di fallo. Però no, comunque non ho visto non ho visto niente io, infatti. ma non so niente, ma va bene così. Va bene così, saranno 2 tiri liberi per Torrisi. Dispiace per Ferro. Sbaglia il primo. Segna il secondo Torrisi. 61-46 per Trento. Vuole farsi troppo facile, per fortuna sbaglia. Però Vecchini, che quasi mette la tripla, ma Vecchini ha fatto tutto troppo facile. Si conclude così il quarto con Aquila Basket Trento che comincia con il punteggio di 61-46. Adesso Filippo mi dirà parziale del quarto. Un 21-10. E quindi ritorniamo a quel famoso primo quarto. Esatto, sì. Quindi il primo quarto, vediamo il primo quarto era 23-13 che ha un più 10 per Aquila. Il secondo quarto l'ha vinto Rotaliana 23-17 che quindi ha rosicchiato 6 punti e siamo andati a riposo con 4 punti in favore di Aquila. Questo è un 21-10, ne va ad aggiungere 11 e diventa un parziale di un vantaggio di 15 punti all'inizio del quarto quarto. Sì, adesso chiaramente siamo all'inizio dell'ultimo quarto, le energie iniziano a calare, però mi sembra che Trento con queste rotazioni brevi le energie calano per tutti, però sicuramente da quel punto di vista un vantaggio lo ha sicuramente Trento che ha ruotato molto di più i suoi ragazzi. Intanto pronti coach a rimettere i propri 5 gladiatori sul parquet per Rotaliana con Torrisi, Dalmonico, Cela, Graziola e Carli, e mentre per coach Chen, Topaldi, Ferrari, Austin Dall'Io e Vecchini Dall'Io giustamente completano il quintetto, e Vecchini che quasi canestro aveva fatto allo scadere del quarto. È stato tutto troppo facile, non gli sembrava vero e ha appoggiato un po' piano. A parte che è stato Vecchini è stato velocissimo, visto che è arrivato su anche col mancino, peccato che ha sbagliato poi l'appoggio finale, ma e avanzavano ancora 2 secondi. Si ripartirà con la rimessa per Trento. Dall'Io si prepara qua sotto la nostra postazione. Vediamo se i ragazzi di Magnocavallo e Davoglio avranno la volontà di fare l'impresa stasera. Tirare fuori l'ultima energia e l'ultimo quarto, e qua viene subito fischiato a Carli. Qua è quello che ti dicevo, no? A livello giovanile vedi tutti mettono un braccio e aprono, invece dovrebbero mettere proprio il corpo, il petto e braccia aperte e far vedere che non stanno spingendo con le braccia. Cambio, esce Carli, forse gravato di 3 falli, no, esce Ziller per aumentare forse la fisicità su Austin. Ziller prende in consegna Topalli, cambio accettato con Ziller che finisce su Vecchini. Topalli, infrazione di qua, forse è stata una buona difesa su Topalli, raddoppiato l'infrazione di passi, l'arbitro fischia fallo. Non so chi l'ha fischiato, però ma non sul tiro, ma era solo rimessa dal fondo. Sul tiro adesso, no, perché non stava tirando. No, secondo me vedo tutti che erano rimessa dal fondo. Sembrava che facessero un tiro libero. Adesso noi esageriamo, fallo, l'abbiamo tutti fischiato. Almeno non l'hanno fischiato a Ziller, che mi sembra che sia gravato di 3 o 4 falli. Qua Cela forse poteva fare qualcosa di meglio, palla arriva a Topalli, attacca 1 contro 1, troppo facile però. Allora è Cela adesso marcato da Topalli, bella sfida. Ziller fuori per Dalmonico,
triple che non va, polveri bagnate, bella Torrisi col mancinone, oh, bravo Torrisi che ci crede, però deve tornare perché c'è subito, questa volta sbaglia Trento. Non so come fanno a non fischiare fallo, a dire la verità, gli è saltato addosso, che per carità l'ultima cosa che voleva fare era fare fallo, però ovviamente se il corpo va a cozzare contro l'avversario. Fallo fischiato intanto a Vecchini, tra rimessa Rotaliana, cambio coach Chen, pronto a entrare Murtas ed esce Daglio. Sempre 15 punti di differenza da recuperare per coach Bagnocavallo. 9-12 sul cronometro, 21 secondi per l'attacco dal Monego. E anche canestro di Dal Monego. E qua palla, brutta palla di Ferrari per Topalli. Buona difesa di Rotaliana. Bene, così ci vuole un po' una fiammata che accenda gli animi. Che riaccenda un po' la partita. La giocata che ti esalta. C'era marcato da Murta, sbaglia però che non è questa. E Austin vuole andare a schiacciare, no. Bravo Austin. Può riattaccare, Chen vuole subito difesa. Brutto passaggio di Cera, può attaccare Cera Ferrari, deve attaccarlo e può attaccarlo. Troppo ferma la palla di Rotaliana, fuori a Nuresi, uno contro Austin. Bella palla per il mancinone di Torrisi che non va, può correre Topalli e corre da solo. Qui forse fallo in gelo di Cera, la difesa era già rientrata, doppio cambio, qua entrano Perbellini e Scrinzi. Intanto passano i minuti, il risultato rimane sempre più 15 per i ragazzi di Trento. Di fatto abbassa il quintetto Cena, escono Ferrari Austin, entrano Perbellini e Scrinzi. Oddio, Scrinzi sicuramente non abbassa il quintetto, Diego qualche centimetro, ma ci sono 15 punti da recuperare per Rotaliana. Palla arriva a Topalli. Questa volta non va a segno, può correre Cela. Palla deve girare più velocemente, palla Ziller, Torrisi. Step back di Torino, tipo che non va, lotta Ziller, ma la palla arriva a Scrinzi che va su Murta, stoppata, buona di Torrisi. Sembrava buona. Sì, secondo me era buona perché era anche dentro, si è spostato col corpo. L'arbitro non è della nostra. Poi diciamo che è un po' più facile quando succedono queste cose, fischi fallo e sia quel che sia. Sì, però quarto fallo di Torrisi, però ti ripeto, non ho visto tanto contatto col corpo, ma è stato bravo Torrisi che è pure spostato col corpo per toccare la palla. Quindi sì, avrei premiato quello anche. Vista da qua sembrava palla piena. Poi 2 tiri liberi, intanto per Murtas, primo che non va. Oggi comunque tiri liberi tirati malissimo da parte di tutte e due le squadre. Sì, le percentuali sono abbastanza basse. Trento ha tirato con un 44%, mentre Rotaliana con un 42%. Intanto Torrisi prova a attaccare, ancora step back. Torrisi seconda scelta, forse insensata, perché se vuoi recuperare 16 punti devi giocare di squadra. Non bisogna incapponirsi su queste. No, bisogna giocare di squadra. Palla a Topalli, bravissimo a infilarsi. Difesa alta di Trento ancora, che aspetta i ragazzi di Rotaliana. Quello che ti dicevo, vabbè, si mettono prima le braccia, ti dico. No, però Diego, e secondo me il fallo non c'era, va bene. Mi sembra però in quella parte del campo. No, però quando vedi, però cosa ha fatto? Ha messo prima le mani. Sì, ha messo la mano sul giocatore di palla, comunque un po' rallenti. No? Perché cosa vuol fare? Vuol prendere la palla? E cosa dicono gli allenatori, Federico? Non cercare la palla. Difendi con le gambe. E comunque quarto fallo di Diego del Perbe, che comunque Coach decide di rischiarlo e tenerlo in campo.
più 18 per Aquila Basket Trento. Palla ferma per Rotaliana, fuori per Nuresi, si vuole dai palla a Cela, marcato adesso e può andare Cela di fisico, e qua forse era anche fallo a Cela, tecnico a Cela. Quando aveva fischiato il fallo e prima no, secondo me, però noi siamo qua a parlare, non facciamo gli arbitri. No, forse ti dico c'era non tanto la stoppata, ma era Sartori che col corpo un po' aveva impedito il movimento di Cela, però ti dico poi chiaramente sei sotto quasi di 20 punti, non ti fischiano a fallo, ti nervosisci, però sai, prendere un tecnico forse a livello senior, no? Ogni tanto fanno cambiare il metodo arbitrale. Esatto, sì, mi prendo un senior, tecnico per provare a girarla. Esatto. Quindi siamo comunque in un under 15. Vabbè, tutto sommato un nulla di fatto. Premesso che Cela, anche lui se non erro, mai uscito. Sì. Quindi penso che ne ha giocati minuti Cela. esatto, quindi Adesso può caricarsi per gli ultimi minuti di partita, ricarica un attimo le pile. allora palla a Carli ha attaccato, marcato da Scrinzi, dal Morico fino in fondo, vola Carli, rimbalzo di Scrinzi, può correre il Perbe, bel numero, palla che arriva poi nelle mani di Vecchini. Sta scappando via Trento. Sì, Trento sembra avere le redini della partita ben salde, fischiato doppio adesso a Graziola. È quando pensi di fare una cosa e poi cambi idea. E lì c'è quell'esitazione che è sempre fatale. Dopo, piuttosto che fare una persa e regalarla agli avversari. È tutto troppo facile per Trento adesso, che sembra proprio aver preso il largo. Qua Chen richiede comunque attenzione, giustamente, ai suoi giocatori. La partita finisce solo al 40esimo dopo i 4 quarti. Bel movimento intanto di Nuresi che non va, però azioni troppo singole da parte dei ragazzi di coach Magno Cavallo. Sì, non è che a fare gli eroi vincerai la partita, invece. E intanto il Perbe prende il rimbalzo e segna da sotto, Rotaliana in bambola. Trento sembra avere più energie per arrivare fino alla fine. Diciamo che Salviamo il salvabile, Rotaliana deve cercare di comunque portare la partita. deve cambiare atteggiamento in questo quarto, sì, per dare un po' un senso al finale e che non sia una resa incondizionata. No, mancano 5 minuti, 24 punti sono tanti, però ti riporto anche meno, vado anche a meno 10. Beh, sarebbe tanta roba. Ma prima avevo detto meno 8, siamo arrivati a meno 4, Esatto. Quindi dico meno 4. No, quindi No, ma fare un bel finale, sì, dare un senso al finale di partita con un bel atteggiamento. Penso che se lo devono regalare i ragazzi di Rotaliana. Poi in realtà il valore delle due squadre si sapeva che era un po' sbilanciato in favore di Trento. Aquila Trento sono i migliori, fra Rovereto, Riva, c'è qualcuno di Merano, c'è qualcuno di Bolzano, c'è qualcuno di Bolzano sponda Piani, sponda Europa. Rotaliana, 2 di Riva, 3 di Riva, 3 di Riva e tutto il resto. Sì, i 2 di Livers che sono venuti 2 di qualche anno fa. 2 di Livers, ormai sono venuti nell'Under 3 o negli esordienti, Under 13. Sono sicuramente in Under 13, casa, in Under 13. Di casa, quindi sì, ormai. Tant'è che Cela è diventato anche il capitano della squadra l'anno scorso. Quindi. Ormai il nero arancione ce l'hanno colorato sulla pelle. E allora parte proprio Cela, vuole andare fino in fondo, palla a Ziller che va su col floater che non va, rimbalzo Scrinzi, apertura subito per Sartori. Vedi, Trento corre di più, guarda come fa girare la palla, vedi, gira più veloce la palla su Murtas, si incaponisce e questa volta bel gesto di Ziller che dà il 5 a Murtas.
Partita comunque dal punto di vista sportivamente Impeccabile. impeccabile, proprio No, bravissimi tutti non i c'è ragazzi, stato- coach a posto, tutti ottimo. Sì, fin troppo tranquillo forse, Federico. Volevamo un po' più di sangue caldo. Esatto. E allora Cela finalmente sblocca il canestro con una bella tripla. Suona la carica, Capitancella, per 5 minuti sul cronometro. Questa volta è per Bellini che cerca la magia. Infrazione di passi. C'era quasi un canestro al contrario di Cela. Canestro al contrario di Cela, ma poi più che altro non si capisce questa infrazione di passi, ma va bene, Rotaliana può ripartire con la palla a Carli che imposta per la squadra di casa. La palla arriva nelle mani di Anfora, ancora Carli, può andare 1 contro 1, questa volta subisce fallo di Magno, subito se ne accusa. Tanto esce dal Monego, entra Perenthaler. Credo prima volta sul parquet Perenthaler. Sì, esordisce in questa partita. Non so se dal Monego è uscito perché ha qualcosa o solo un cambio tecnico. Lo vedo un po'... Non entra neanche questa, Carli. Proviamo a fare come Coach Massai, respira. Piega le gambe, stendi il braccio. Questi sono i soliti consigli che forse funzionano. Vedi che funziona. Funzionano molto bene. E ora per Bellini a impostare per Trento. Con Carli che gli fa lo scippo. Qua per Bellini che è andato bravo per Bellini a difendere senza commettere fallo e a recuperare la palla, se lo merita. Subisce la stoppata però di Cela per Bellini e qua però brutta palla, bravo Sì, però succede un po' di tutto. Sì, Persa, sì, ripersa, scivolate, stoppate, passaggi sbagliati. Vabbè. E infatti Coach Chen giustamente decide di lasciare in campo per Bellini perché appena fatto. Diciamo, facciamo un po' di ordine che sta succedendo. Allora cambio, intanto esce Sergio Scrinzi, è entrato Diop per Trento e quindi di fatto e Topalli anche è entrato per Coach Chen per questa ultima zampata finale che vorrà dare Trento su Rotaliana. Buona difesa di Carli, rimbalzo ancora per Bellini, fuori per Diop ed è giusto che la provi, peccato che non va, rimbalzo di Topalli. Perenthaler apre per Ziller. Uscita bene Rotaliana in questa azione, Cela se la sente. Non premiata questa volta la tripla di Cela. Diop recupera la palla, bel passaggio per Daglio, però Peccato. pensa la riga Rotaliana. Se l'è trovata in mano Ziller. Aveva contrastato bene. Adesso gli arbitri mi sembra che lasciano un po' correre. Succede manate un po' qua, un po' là, ma forse ne giova il gioco che diventa un po' più spettacolare, un po' più ritmato. A 3:47 Trento conduce con punteggio di 74-54. Bella palla di Cela per Carli che realizza 2 punti. Ti ripeto, l'importante è far vedere, cioè non morire, servirà Rotaliana anche per le prossime partite e viene fischiato Topalli accompagnata. Sì, ha fatto un po'... Sì. Stava cercando il momento giusto per infilare Cela. Cambio intanto, escono per Bellini e Magno, entrano... Non è d'accordo Becchini Diego, e credo per la Moccavero. sostituzione. Ma il Perbe non è mai d'accordo, vorrebbe giocare sempre, anche dopo il campetto fuori se imbastiamo 3 contro 3. Agonista Doc, il Perbe, allora intanto Cela, poi resto il tiro. Rimbalzo questa volta di Ziller, infrazioni però di passi. Un'altra indecisione. Peccato perché aveva tirato giù un buon rimbalzo, poteva essere... Tanto lo rinfranca Cela
Sì, che ripeto, sono comportamenti di alta capitano, non è scontato che a quest'età uno ti dica vada tranquillo, hai sbagliato il passaggio. Questo è lo spirito di Rotaliana, di questa squadra. Io ho sempre apprezzato questa cosa, qualsiasi cosa succeda, comunque non ho mai visto degli screzi tra di loro. No, dai, i ragazzi sono sempre abbastanza coesi. E questo è importante. Che sarebbe facile sul 56-74 a 3 minuti dalla fine dopo che avere qualche sul passaggio sbagliato dopo un rimbalzo che finalmente sei riuscito a prendere. Intanto Vecchini continua la saga dei liberi sbagliati. Sì. Qua i coach dovranno lavorare anche sui tiri liberi. Secondo assegno, si ripartirà con la rimessa per Rotaliana a 3-10. Difesa forte, però al limite del fallo, anzi non al limite, con il fallo da parte di Daglio. Ce l'aveva da spendere, sì. Non l'avrei speso lì in questa occasione, ma tutto deve ci sta. In bonus adesso. Dovrebbe salire anche la bandierina, eccola lì, tutte le squadre in bonus, quindi si andrà ai liberi. Carli vuole attaccare fino in fondo, palla nelle mani di Ferenthaler, fuori per Cela. Civettini per Carli, tripla lunga e qua Ferenthaler a commettere fallo per forse bloccare il contropiede. Saranno 2 tiri liberi per Moccavero. Due minuti e 48 sul cronometro, in lunetta Moccavero. Non ne ha tirati tanti lui stasera, non ha giocato penso un po' meno dei suoi compagni. Del solito, primo assegno. Intanto magari andiamo a vedere quando mancano 2 minuti e 48 sul cronometro chi è stato il top scorer di questa partita. Vediamo se si aggiorna un po'. A Toppali ne ha messi 22 e per Bellini 11 e Austin 15. Per Rotaliana c'è un Cella con 23, Dal Monego 10 e Torrisi 11. Intanto Cella potrà andare a incrementare il proprio bottino con 2 tiri liberi su fallo subito. Primo segno per il capitano Rotaliana. A questo punto l'obiettivo potrebbe essere chiudere sotto i 20 punti di scarto. I 10. I 10 dici? Ci sono 2 minuti e 43 sul cronometro. Almeno i 20 è un po' più fattibile. No dai, l'importante è che concludano con energia, che ci provino come fa adesso Cera che indica la strada. Non bisogna mai mollare anche sotto di 20, poi perdo di 25, di 15, di 18. Ma sì, poco importa. Bisogna non smettere mai di giocare. Doveva passare la bassa per Ferenthaler, invece sceglie l'alto. Buon rientro difensivo adesso per il ragazzo di coach Magno Cavallo, rientra che c'era Toppali a 3 punti che non va. Ha tirato giù 30 rimbalzi Cela, penso. E questa è stoppata subito da parte di Civettini, sarà però rimessa a Rotaliana. Cambio coach Chen, pronto Austin. È stato un po' timido per Ferenthaler perché poteva attaccare un po' il ferro e farsi passare la palla, invece è rimasto un po' indietro e ha costretto all'azione personale Civettini. Tanto Rotaliana adesso fa con Carli fino in fondo, altri 2 punti per Carli. 59-77. Buona difesa di Cela, buona difesa di Cela, buonissima, questa sì che è una super difesa. Toppali lo vorrà attaccare perché buono, gli vieta la virata che è il suo must. Questa volta però dall'altra parte Anfora che si perde. Vecchini, scusatemi, che fa un bellissimo canestro, ma la difesa di Cela a 39 minuti la farei, la porterei come esempio. Canestro and one intanto Cela. E anche questo. Uno e 27 sul cronometro, dai, godiamoci questi ultimi minuti come se fosse un 0-0. Cambio Coccen, esce Toppali, entra Ferrari, esce anche Anfora e rientra sul parquet De Pretto. Tanto Cela per concludere l'end one.
tiri liberi che proprio non premiano Rotaliana. Può correre il Perbellini, è entrato adesso. Era buona l'idea, però un po' troppo forte il passaggio. Bella l'idea di Perbellini, non è andato a segno, però si riparte con Carli, marcato proprio dal ragazzo di Bolzano. Bella palla di Cela, bel tiro di Carli. Questo è non mollare mai, non si molla, a un minuto dalla fine non si molla. Forza Rotaliana, buono Ferrari, vuole andare fino in fondo, dentro e fuori. Fortunato in questa occasione Ferrari, peccato. Corre Carli che decide di andare fino in fondo, si appoggia male però il tabellone, recupera la palla. Un Cela lasciato libero, subisce fallo a mio modo di vedere. Sì, però troppo timido il movimento di Cela, questo è fallo. Un po' furbo Carli in questa occasione. Carli furbo, Cela ha visto arrivarsi incontro due bianchi e Si è un po'... Lì doveva lanciarsi invece, lì mi aspettavo vedere cosa che succedeva. stacco a due piedi, vado sullo schiaccio. No. Però Per lo spettacolo sarebbe stato bello. Tanto chiaramente. vediamo se Carli si sblocca i liberi. No, forse uno l'ha fatto. Boh, non mi ricordo. Uno sicuramente l'ha fatto, sicuramente non due, però Deve respirare, come direbbe il coach Mazzai. Stende le braccia, Coach anche Mazzai. lui, ragazzi. Stendi il braccio, alza la parabola. Vedi? Lo diciamo troppo tardi. Sì, veramente. Riparte Trento, allora con Vecchini, attacca 1 contro 1. Rimbalzo di De Pretto, bellissimo. Non molla la palla De Pretto, lotta come un leone. Non la molla, ma soprattutto non deve mollarla. Però la prezza, dice Trento. Allora difesa per questi ultimi 28 secondi, non deve mollare Trento, non deve mollare Rotaliana, scusatemi, infatti quasi palla recuperata di Civettini e questa è palla. Fallo fischiato a Civettini. Qua c'è va a colloquio adesso con Perbellini, gli dice, io gli direi Diego prendi la palla e tira da 3. Anch'io. Allora intanto Ferrari, 2 tiri liberi per il ragazzo di Riva, primo che non va. Un po', lo vedo un po' sfiduciato nell'atteggiamento del corpo, il povero Ferro. Deve trovare un po' di più di fiducia, che gli auguriamo tutto il bene, perché ragazzo veramente non è un ragazzo di d'oro, ferro, ma è un ragazzo d'oro. È d'oro. Questa me l'hai più servita. E allora corre intanto Rotaliana con Carli. Bisogna concludere con un canestro di Rotaliana. Voglio concludere con un canestro, anzi vogliamo concludere con un canestro di Rotaliana con Cela che va fino in fondo. Peccato, combatte, palla di coso, fallo non fischiato, ma la prima è finita. Finisce la partita, vince Trento con un punteggio di 79-64. Merito ai ragazzi di Trento di aver avuto più energia continuativa durante i 4 quarti. Diciamo che il rientro che ci aveva fatto ben sperare nel secondo quarto poi si è un po' sciolto nel terzo quarto, e lì di fatto Trento ha messo l'ipoteca e poi ha continuato a martellare fino al risultato finale. Sì, Rotaliana deve ripartire dal secondo quarto, il campionato è lungo, un campionato impegnativo, ci sarà sicuramente il ritorno, sono tutti ragazzi che si conoscono perché sono tutti del Trentino Alto Adige, quindi anche un po' un inno alla nostra regione di questa partita. Niente, Filippo, ti ringrazio per l'invito. Grazie a te, peccato per il primo quarto che ci è sfuggito. Ma non è un problema, quindi ci siamo allenati con i nostri foglietti, statistiche. Abbiamo imparato nomi, cognomi, esatto, tutto li quanto. conosco tutti. Allora niente, alla prossima, venite noi a Bolzano ad aiutarci. Volentieri. Ciao a tutti. Comunque ci vedremo anche al torneo di Riva, perché so che lo fa anche Piani. Anche Piani fanno il torneo di Riva, a ranghi ridotti. Siamo in 2 gironi diversi, quindi e questo non ci vedremo in finale, speriamo. Speriamo di tutto, sì, con Rotaliana grande collaborazione, quindi anche a livello femminile. Adesso che abbiamo iniziato, so con che le tu sei... pink di Rotaliana e con le pink basket rosa, di cui
sono allenatore, dai. Sta nascendo qualcosa di bello come anche sempre. nel settore femminile. Grazie a tutti e allora un saluto. Alla Grazie prossima. Federico. Ciao Filippo. Ciao ciao.